ho messo la batteria più grande. Mentre stavo facendo questo, che era tutto spento, purtroppo non ho le prove, avete solo la mia parola, si è acceso 2 volte il K2, il K2, l'MP3, so perché l'ho chiamato K2, vabbè, non importa. Allora, vedete che qua non ci sono elementi. Eccolo, grazie, grazie, vi avevo chiesto di farlo quando avevo la telecamera in mano e mi state esaudendo. Grazie, 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 siete stupendi, meravigliosi, vi voglio bene, vi voglio troppo bene. Se siete voi fatelo ancora un'altra volta per piacere, perché proprio ho bisogno di avere una conferma per farlo vedere, che voi ci siete, esistete. Per piacere, fallo un'altra volta, avvicinati di nuovo. Perché se voi lo fate quando io ve lo chiedo, vuol dire che c'è un'interazione tra me e voi, e questo rende veritiero quello che farò vedere. Per cui vi prego, fatelo ancora un'altra volta, non ve lo chiedo tante volte ancora, solo questa volta qui, in questo momento. Per favore. Basta che vi avvicinate se non volete toccarlo, lo strumento vi rileva. Per favore, lo rifai o lo rifate? Mi sta venendo mal di testa. La parte destra della tempia, un po' diciamo tempia e un po' fronte, lato destro. Lo tocchi di nuovo per piacere, non toccare me, tocca lo strumento che c'è lì appoggiato al muro. L'avete già fatto prima o l'hai fatto già prima? Mi lasci anche EVP, parla nello strumento che ho in mano per cortesia, che secondo me sono le tracce più veritiere, neanche veritiere, più tangibili che voi ci siete, insomma, perché alcuni contestano anche la Spirit Box. Anzi, adesso che, visto che siete qua, io adesso accenderò il telefonino e vedrò di usare anche la Ecovox. Allora, questo è spento, per cui, vedete, è spento, per cui non fa nessun segnale, lo mettiamo vicino, vedete, non si accende, lo appoggio qua, spento. Adesso accenderò, un attimo che tiro fuori il cellulare, un attimo che qua per accenderlo ci vuole un po'. Via. Ecovox, ok. E tra l'altro non abbiamo campo, non c'è campo qui, siamo isolati completamente dal mondo, sarà un problema tornare a casa senza il Google Maps. Allora, accendo, un attimo che lo calibro. Ok, vediamo un po' se questo vicino fa accendere. Vedete, non si accende neanche con l'Ecovox vicino. Ecco fatto. L'Ecovox lo appoggio dalla parte opposta, qua. Ecco lì dov'è l'Ecovox rispetto a questo. Ok. Mi rispondete in quell'altro strumento, visto che l'altro fa troppa confusione? In italiano. Ciao. Mi dici ciao? Siete in tanti qui? Perché siete rimasti qua? Adesso non vi faccio più nessuna domanda, vi lascio un po' di minuti raccontarmi quello che volete.
Si riaccende, si sta riaccendendo ragazzi, guardate. Ok, raccontatemi la vostra storia, io sto qua appoggiata al muro, ferma. Mi dispiace che non ho portato l'incenso invece, potevo fare un po' di metavisione. Ora chiudo perché sta arrivando gente, Ciao! Ma non l'ho chiuso. Mi stanno seguendo. Dove vado, ci vedo dietro. Perché ho messo su il zaino. Ok. Chiedo scusa, ma nell'ultima parte ero molto infastidita in quanto sembrava che queste persone continuassero a inseguirmi. Ovunque andassi ce l'avevo dietro. Da qui abbiamo la conferma che andare via di notte è molto importante proprio per evitare inquinamenti di voci, passi e altro. Quindi gli EVP saranno quelli che saranno, o i presunti EVP, e speriamo che non abbiano inquinato troppo. Vi ringrazio per avermi seguita fin qui, alla prossima, un bacio.